faccio perso mai, ma trovano perché mi è sempre piaciuto di stare in allegria. Io la malinconia non saccio che roba è, sarà difetto grosso che sto qua. Non è che non mi faccio giù. Si una chiacchiera, si stocca disperato, si non ha già mangiato, ride senza pensare, ma pare cararenne, ogni dormiente passa, già sarà crea e spassa, più all'era si può stare, sarà difetto grosso che stocca, non è che non mi posso giù. Attenzione che non voglio sentire voi, per forza. Allora facciamo così. Vogliamo fare la cosa di prima degli uomini e delle donne, che mi direi tipo a ridere, prima proprio. Già state vedendo, la signora qui davanti già inizia a ridere. Allora sentiamo le donne. Sarà difetto è grosso chi stucca? Ah. Sentiamo gli uomini. Sarà difetto è grosso chi stucca? No, stanno uscendo. Si sente che hanno pagato gli uomini stasera, è vero o no? Ragazzi, io voglio fare un tranello ai miei amici qua. Sentiamo una bella risata da parte della chitarra. Sarà difetto grosso chi stucca? Ma mi sa a posto. Forse era meglio che non diceva, la fa rintrasata. Adesso invece una bella risata da parte del mandolino. Un poco muscio, è un po' più grande, ha 3-4 anni in più. Adesso lo facciamo ridere pure il terreno di chitarra. Come si chiama questo strumento? Ah, contrabbasso. Ah, questo è il famoso contrabbasso. Lui non va, lui suona solo. Sarà difetto grosso chi stucca? È stato bravo, è stato bravo. Vorrei sentire anche il ragazzo che fa il caffè. Ci sente, si... Allora una bella risata da parte del barista. Sarà difetto grosso chi stucca? Allora io direi di farci una bella risata tutti insieme, non per primo tempo, se no facciamo tanto per gli apriamo. Sarà difetto grosso chi stucca?